Lei adesso è senza lavoro, è una condizione orribile, ma si rende conto? Vede, se uno è disoccupato può deprimersi, e il depresso è un costo per la società. Il depresso, non so, ingurgita farmaci, si taglia, inciampa, provoca incidenti stradali, alcuni addirittura si uccidono. E l'azienda deve risolvere il problema sociale. Vede, noi ne faremmo volentieri a meno per una serie di questioni complesse che non le sto qui a spiegare. Comunque, chi entra qui dentro deve produrre guadagni, hai capito? È un fatto di sopravvivenza economica. Qui dentro assumiamo solo persone che fanno crescere i fatturati, Crescere. La nostra mission è crescere. Qui dentro ci piace vedervi gagliardi, performantici, mossi da input creativi. Qui dentro dovete dare il massimo, per voi stessi dovete farlo, per la vostra vita. Certo. E lei che cosa fa? Mi arriva in ritardo. Tutto questo è imperdonabile. Adesso le farò qualche domanda. Stia bene a sentire. Allora, suo padre è in ospedale. Gli hanno dato 6 ore di vita. E lei deve concludere un affare importantissimo nell'ultima ora di vita del suo vecchio genitore. Lei cosa fa? Sposto l'appuntamento. Cosa? Sposto l'appuntamento. Lo sposta. Allora lo anticipo, concludo l'affare, poi chiedo un permesso e corro alla clinica. No, lei non ha capito. Ma io le ricordo che sto per diventare orfana. Guarda, adesso le spiego meglio. Lei deve concludere un affare importantissimo. Il cliente deve investire 100.000 euro e noi siamo a un soffio dal raggiungimento del budget. Adesso la situazione le sarà più chiara, spero. Io le ricordo che sto perdendo mio padre. Stia ben attento a quello che dice, Guardi, questo è una simulazione. Lei è un buon diavolo, sia più scaltro, no? Beh, allora mettiamola così. Io col cuore in gola arrivo all'appuntamento, ho la testa confusa, non ci capisco niente. No, lei non può avere la testa confusa quando in sala consulenza con il cliente, Sciocchezze. Ma sto perdendo mio padre! E allora gliel'ho già detto, non può farci niente. È una buona occasione per scacciare l'angoscia. Tanto suo padre morirà ugualmente. Lei non può interrompere il corso naturale delle cose. Bisogna agire con raziocinio, capisce? E invece lei che cosa mi sta dicendo? Che sta correndo il rischio di far fallire l'affare. Questo mi sta dicendo, vero? Io le ricordo che ho soltanto poco tempo per vedere mio padre e abbracciarlo per l'ultima volta in vita. No, si faccia venire un'altra idea. Chiedo un permesso. Un permesso? Sì, un permesso. Ma lei è pazzo, un permesso? È una causa di forza maggiore. Chiedo un permesso e poi corro alla clinica. No, non può farlo, lei è in orario di servizio. Ma un permesso breve di un'ora. Un permesso breve? Ma cosa sta dicendo? Ma lei è pazzo, Tanto suo padre morirà ugualmente. Creperà, tirerà le cuoia. Gli hanno somministrato la morfina. Non la riconoscerà neanche, creperà ugualmente. Ma lei mi sta chiedendo di fare una cosa disumana. Pensi se fosse il suo di padre. Suo padre che sta morendo in un lettino d'ospedale, Ci sono già tutti i suoi familiari a suo capezzale. Il prete è già pronto per l'estrema unzione. Sua madre sta per sentirsi male. Un suo fratello la porta via piangendo. Su, mi dica! È suo padre che sta morendo, non faccia il furbo, Non lo capisce che mi rimarrebbe il rimorso? Mio padre sta morendo e io sto come un coglione davanti a un cliente vendendo un prodotto. Lo capisce che mi rimarrebbe il rimorso? Il rimorso? Ma cosa c'entrano i sentimenti con il nostro lavoro? Questa è una cosa fuorviante. Il rimorso di non aver salutato mio padre per l'ultima volta in vita! Ma questa è la sua unica preoccupazione in quel momento? Esatto! Errore imperdonabile. In azienda non ci sono le stesse leggi che stanno fuori, nel mondo che sta fuori. Quando si entra in azienda ci sono altre leggi, capisce? L'azienda è invincibile, L'azienda è una piramide. E qui entriamo nel mondo mistico. Invincibili. Invincibili, certo. Ne può essere certo, Io ho letto il suo curriculum, pieno di stronzate. I curriculum sono tutti pieni di stronzate. Qui sapete fare questo, sapete fare quell'altro. Quando leggo un curriculum so già che volete farmi credere cose assolutamente fasulle. Poi, mio caro, io non ho nessun interesse per la sua laurea in antropologia, il suo 110 e lode. Lo sa perché? Perché gli antropologi sono tutti comunisti e della peggior feccia, capito? Invece, caro antropologo, quello che io voglio sapere è che cosa è disposto a darci. Penso di essere un tipo di uomo capace.
Mi sento un venditore nato. Non ho solo competenze tecniche, ma anche molta cultura, e la cultura aiuta. Come vede, anche l'autostima non mi manca. Questo mi pare abbastanza fino a prova contraria. Quale prova? Beh, non era un colloquio di lavoro, su mi metta alla prova? Noi vogliamo sapere quello che lei è disposto a darci. Io muoio dalla curiosità di saperlo. Cosa sono disposto a darvi? Già. Io vi do un pezzo della mia vita, vi do molto della mia intelligenza. Capisce? Io magari posso lavorare tantissimo per voi e mi prendo le preoccupazioni per voi, non mangio per voi, di notte non dormo per voi e sogno per voi di produrre ricchezza. Tanta ricchezza che però io intercetterò in maniera percentualmente ridicola. Ecco, io potrei passare un terzo della mia vita dentro l'azienda. Per questo sono comunista, per questo sono comunista. Noi vogliamo di più. Beh, cosa volete da me? Questa cosa mi sfugge. Noi vogliamo tutto. Tutto cosa? Tutto. Ma dovrebbe esserle chiaro che io non sono disposto a darvi tutto. Ma ha bisogno loro di lavorare, anche 2 figli, se ne rende conto? Sì, ho 2 figli piccoli di 4 e 8 anni. La fortuna che non è una donna. Quelle possono sempre mettere al mondo figli, si fanno scopare quelle troie, capisci? Poi restano ingravidate. Io dico, io sono un cattolico, un liberale, volete scopare, fatelo. Ma se siete dei morti di fame, stateci attenti. Esistono i preservativi e quando i preservativi falliscono ci sono i neocatecumeni. Ci pensiamo noi ai vostri figli. Lei quanti ne ha? 2 figli piccoli, gliel'ho già detto, di 4 e 8 anni. Solo 2 figli. Solo 2 figli, lei dice, perché lei non sa che cosa sono 2 figli, quanto costano 2 figli. 2 figli piccoli vanno a scuola, 2 figli piccoli mangiano, fanno lo sport, vanno in piscina, e lei dice 2 figli. E lo sanno che hanno un padre comunista? Io non sono comunista. Non sono mai stato comunista, non me ne frega un cazzo del comunismo, vorrei solo essere valutato e rispettato per quello che valgo. Ma voi siete tutti comunisti, prima che entrate qui dentro e che noi vi rieduchiamo. E allora lo capite, che il comunismo è un'aberrazione, la parità sociale non esiste, voi dovete soccombere e lavorare per noi, a tutto il resto pensiamo noi. Ci vuole più libertà economica, altro che libertà economica. Ma perché ce l'ha tanto con i comunisti? Ma ecco qua, lo sapevo. Suo nonno era un anarchico. Sì, nonno Spartaco. Faceva il calzolaio, perché non va bene? Suo nonno invece, che faceva? Posso immaginarlo, sa? Suo nonno era un lercio, un lurido, un incappucciato, un massone. Lasci perdere mio nonno, nonno Spartaco, una persona pulita di una pulizia morale che lei se la sogna. Ecco qua, anche partigiano. Sì. Ha ucciso 3 fascisti, il nonnetto anarchico. Nonno Spartaco ha imbracciato le armi, ha liberato la città di Ascoli, ne vado orgoglioso. Quando arrivavano i tedeschi, la Gestapo, mio nonno. Non lo dica questo, non si faccia sentire, non lo E dica. allora? Perché questi qui erano tutti degli assassini, senza scrupoli, dei ladri, rubavano! Non le permetto io di dire queste cose di mio nonno Spartaco, un vero anarchico confinato a Ventotene! Non mi permette lui, ma non si permetta lei, non si permetta, capito?